Vedete, i cavalieri stanno scaldando. Questi cavalieri quindi loro faranno le giorni da stella. Per chi non conoscesse la tradizione della stella, una tradizione da sempre in Giappone. Siamo contenti avuto modo di raccontare la corsa alla stella a Tortellina, realizzata dal gruppo Associazione Ipica della Punta. Passa il veterano, vai Simone Ferreri. Piccolo appello, chiedo gentilmente al pubblico di non, ovviamente lavoriamo in sicurezza, di non attraversare la pista, lì c'è il punto bar, caffè, e anche i bambini, mi raccomando, vigiliamo, lavoriamo in sicurezza perché giustamente i cavalli arrivano veloci e non pari, 9 squadra pari starto, Martino, Federico Francesca e il cavallo del Toga. E siamo tutti pronti, spiegati per cortesia fuori dalla pista, quindi partiranno lì dalla curva alla nostra sinistra, vedranno successa la prima discesa, ma le discese per la corsa alla stella saranno 3. Preghiamo i fantini di... Ecco i cavalieri che toccano la stella. Bentrovati, eccoci qua, siamo pronti. Allora, prepariamo. Grazie Giancarlo, quindi si prepari. Nome cavallo Ogliastra, nome Fantino Michele Usai, nome squadra Monte Armita Lanusei, poi abbiamo Fantino. No, nome squadra Circolo Equestre Monteidolo Arzana, e si prepari il cavallo Lumino con il Fantino Andrea Lotto, poi
Cavalieri d'Ogliastra alla Nusei, si prepari il fantino Alessandro Pirotti che monta Nerone, poi si prepari nome squadra Monteverru Cardedu, quindi anche loro dall'Ogliastra, e una fantina Elisa Maria Mura, il cavallo in luna, poi circola equestre Montidolo 2 Arzana, si prepari il fantino Mario Monni che monta Tempesta, poi su Aquila Nusei, fantino è Luca Osai e si prepari che monta il cavallo Cinisargiu, poi si prepari nome squadra Barissardo, fantino Federico Tascetta, il cavallo è Doria e siamo qui, quindi siamo pronti, tutti gli altri per cortesia fuori dalla pista. Quindi partiranno lì dalla curva alla nostra sinistra, arriveranno qui, questa è la prima discesa, ma le discese per la corsa alla stella saranno 3. Vi ricordo la diretta su www.deltastudios.tv. Comunicazione di servizio per centrare la stella, un applauso lanciatissimo, parte Osai che monta Ogliastra, la centra ma cade a terra, ci vediamo con Osai per la seconda discesa. Il prossimo è circolo equestre Montidolo, quindi Andrea Lotto che monta Luminu. Lotto, ti puoi preparare, grazie. Si prepara Lotto che monta Luminu, lanciatissimo anche Lotto. Velocissimo, rapido, vediamo l'abilità di Lotto. No, non la sfiora neanche, ci proverà nella seconda discesa. Piloti Alessandro Montanerone, vai piloti, si accentra, la centra ma cade a terra, grande piloti, ce l'aveva quasi fatta, Il prossimo è una cavallerizza, quindi Amazzone, grazie a Dio, sì, si dice così in gergo. Maria Elisa Mura Montaluna, lei è nome squadra Monteferro di Cardedu, quindi può partire Elisa Mura, eccola, parte lanciata, è la nostra unica Amazzone per quanto riguarda la corsa alla stella. Vai Elisa. Applauso comunque perché ci vuole tanta abilità e avere la tempistica anche lì con le briglie del cavallo per gestire al meglio. Può partire per circolo equestre Montidolo Mario Monni che monta Tempesta. Si prepara Monni, vi ricordo per la corsa alla stella 3 discese intervallate, ovviamente non consecutive. Lì c'è la telecamera, qui alla nostra destra, quindi
Vi ricordo che siamo in diretta sul sito www.deltastudios.tv, progetto editoriale di Lanusei, quindi Monni Mario. Tempesta è già partito Monni, poi! Lo chiedo a Dino e a Peppino, ma lo sappiamo quanto pesa la stella? Perché è curioso che non lo sappiamo. E quanto è larga? 15 cm è larga e pesa circa 300 grammi. E ha un foro da 32 mm. Chi è il prossimo? Fabio Osai, cavallo del Cini Sargiu, vai Osai, la centra Luca, grazie Ale. La centretta non è caduta, quindi si può preparare. Grazie. Nome squadra Barisardo, il pantino è Federico Tascedda, Montadoria. Vai Tascedda, preparati. Partirà lanciatissimo anche Tascedda. Un attimo, mettiamo la stella, scusatemi. Tanto lo staff comunica con la partenza con le radioline, detti walkie talkie oppure vecchi baracchini. 17:29. Può partire Tascedda, grazie Peppino. È partito Tascedda un po' lento, ma vediamo un attimo come arriverà qua sotto la postazione. Stella l'ha toccata ma non è caduta. Prossimo Dino, fai leggere, io prendo dalle vostre labbra. Grazie Dino. Allora, quindi con la prima discesa abbiamo già terminato, quindi abbiamo in scaletta la prima batteria asini, quindi chi sta partendo adesso? Michele Usaio Ogliastra, la toccata è mai caduta, quindi questa è abbiamo anticipato la discesa, quindi questa è l'inizio della seconda, dopodiché ci sarà la prima batteria asini. Allora continuiamo con le discese, quindi ripassa Andrea Lotto che monta Luminu, circolo equestre Monteidolo Arsana. Lanciatissimo. Comunicazione di servizio, sollecitiamo l'iscrizione per la corsa degli asinelli, grazie. Parte Alessandro Pirodi che monta Nerone, Cavalieri d'Ogliastra, Lanusei e la squadra. Non abbiamo ancora gli asinelli iscritti, ecco perché abbiamo anticipato con le discese, quindi leggero cambio di scaletta, abbiamo anticipato con la corsa alla stella, quindi si prepara, scende Alessandro Pirodi su Nerone, nome squadra Cavalieri d'Ogliastra, Lanusei, bellissimo Nerone, è il mio preferito. La centra ma cade, grande Pirodi come sempre.
Andiamo avanti a leggere l'elenco. Allora, si prepari ancora per il secondo passaggio, scusami. La Fantina, Monteferro Cardedu, e lei è la nostra Amazzone, Maria Elisa Mura che monta Luna. Ecco, è già partita. Applausi anche per lei. Quindi corsa alla stella, tutti i cavalieri sono Ogliastrini Doc, presidente. Parte Michele Usai, lanciatissimo. Cavallo Ogliastra. Eccolo, spettacolo! Michele Usai. Due fratelli che prendono la stessa stella. Quindi stasera dopo si festeggia, Anche perché ricordiamo, stiamo festeggiando anche San Cosimo e Damiano. La festa è solo religiosa e non civile per normative Covid e tante altre cosettine varie. Complimenti ancora. Allora deve partire. Parte Lodo Andrea che cavalca Lumino, circola equestre Montidoro Arzana. Può partire, mi dicono, vedo il cenno lì dallo staff, vai! La sfiora. Il prossimo è il cavallo è Nerone, il fantino è Alessandro Pilotti. Cavalieri d'Ogliastra alla Nusei. Parte Nerone, vai. Cavallo un po' nervoso. Prossimo passare all'Amazzone, quindi Elisa Mura Montaluna, circolo equestre Monteverru Cardedu. Si sta preparando forse. Eccola che parte. Vai Maria Elisa, Montaluna. L'ha toccata, è caduta, ma complimenti, ce l'ha fatta, ha migliorato, Si prende sempre più confidenza, è come quando si gioca a tennis, la mano è più calda, oppure come si gioca a biliardo, la mano si scalda un attimino, quindi ci vuole anche questo. Deve partire Tempesta, Fantino e Mario Monni, Montidoro, Arzana. Parte Monni. Allora si prepari gentilmente Luca Usai. Il nome del cavallo è Cinisargiu. Terza discesa. Parte Usai. Lanciatissimo Usai. Eccolo lì! È lui! Luca Usai.
agguantato, centrato la sua seconda stella. Standing ovation, pubblico, applauso per Usai. Stasera cannoniamo a manetta perché staremo qui anche dopo cena insieme, Si prepari quindi Federico Tasceda, Montatoria, lui arriva da Barisardo. Com'è? Vi state divertendo lì pubblico? Com'è entusiasmante, Bene, bene, vi vorrei più partecipi però, I cavalieri hanno bisogno del vostro sostegno. Ma ce n'è da raccontare ancora, Abbiamo solo iniziato, Parte Tasceta che Montatoria. Un po' lento, vediamo un attimo, sprint finale. La sfiora, passa alla stella. Allora devono partire tutti i secondi, quindi iniziamo con Cowboy Samuel, no, twist. Allora Simone Ferreri cavalca twist, poi si preparerà Moni Mario su Tempesta e poi Marco Marongiu Charlie, poi seguirà Samuel Cowboy Ginevra, Kuvedu Christian Rashida, poi Massimo Agus Margot, poi Gabriele Ligas Tamara e siamo qui. Allora ci avviciniamo lì. Vi ricordo che siamo collegati su www.deltastudio.tv. Intanto ancora iscrizioni Asinelli. Dai, arriva un po' di fresco in questa domenica, vigilia di Ferragosto, 14 agosto 2022, 17:54, l'ora esatta è offerta dalla orologeria gioielleria Piri Lanusei via Roma, che vi aspetta nell'ampio negozio, tante marche, non solo orologi ma anche i migliori gioielli. Ok, vai Marongiu, vai Marco. La centrata mai caduta, complimenti perché è veramente abilità e vai Cowboy, vai Samuel, lanciatissimo. E tu, vai Kuvedu, lanciatissimo, vai, vola! Massimo. Davanti alla telecamera è partito, la sfiorata. Ferreri, la centra ma cade, ma è partito, parte lento ma poi accelera, la tocca. Abbiamo ovviamente Tore Bodroni, lo speaker vola. Vai Agus, vai Massimo.
Andato vicino, La tocca! Ma cade in tempesta. Lanciatissimo. L'ha toccata, Complimenti. Vai Marco. È partito Caboi. Bravissimo. Tito, attenzione. Kumedu. Cavallo Rashida con Margot. È già qui che cavalca Tamara. Vai Risardo. L'ha toccata ma è caduta. La progressione di Ciuchino che affianca Don Matteo, terza posizione per Sansone, in quarta Campione. A chiudere il quartetto asini che affrontano la prima piegata con al comando Ciuchino con 3 abbondanti di vantaggio nei confronti di Sansone che ha al suo esterno Don Matteo, mentre prova il recupero anche Campione per riportarsi sotto tutti i rossi tranne la giubba gialla di Don Matteo che mantiene la terza posizione, che allo stato attuale sarebbe la qualificazione per la finale. Intanto procede al comando Ciuchino ad affrontare la piegata conclusiva che mette in retta. Contiamo ultimo passaggio e i primi 3 andranno ad unirsi agli altri 3 già qualificati. Ciuchino senza problemi in controllo nei confronti di Don Matteo che risale in seconda posizione per non rischiare con all'interno Campione. Si lotta ancora per le piazze ma non muta niente, viene a vincere il numero 2 Sansone precedendo Don Matteo e Ciuchino. Allora, lui era Giuseppe Bassu che ha cavalcato, è partito Kumedu, velocissimo, l'ha anche toccata, quindi la sistemiamo, è partito, vai Ligas, peccato, bravissimo. Il vento ha girato un po' la stella, un po' di brezza per rinfrescare. Siamo a quota 1000 metri qui nel galoppatoio San. C'era quasi. Leone. È partito Mulas, vai Luca. E lascia entrata! Luca! Lanciatissimo. Ok, è andata. Aspetta. Effettua la seconda discesa. Lanciatissimo. E la centra! Cristian!
attenzione, è caduto ma niente di grave, si è solo sporcato la camicia bianca e i pantaloni, l'ha sfiorata, quindi bravo anche a Mauro Ligas. Falso allarme, meno male. È caduto lì il cavallo, e non solo, anche Maurizio in regia. Ecco il partito, attenzione, arriva, vai Morgia, centrata, incredibile, grande lanciatissimo, la tocca ma cade giù la stella, lanciatissimo, vai Luca Mulas. Sfiorata, la centra e lui Giuseppe Basta. Momento di Mauro Ligas ancora che monta Aladino, è partito. La centrata ma è caduta, com'è? Giudici? Momento di Gianni Melis, Montaperla, Monteferro Cardedo lanciato. Partito lanciato, vai Fragata. Andiamo ancora avanti, Luca Mulas, non attraversiamo il percorso, grazie, la tocca, quasi, c'era quasi, vai, allora quindi aspetta, mi raccomando, non attraversate il percorso, lavoriamo in sicurezza, gentilmente, è pericoloso. Signori, soprattutto voi. Allora, dopo la finale dei cavalli, i cavalieri che hanno fatto corsa alla stella faranno lo spareggio tra Monte Armida e Giovanni Soggia per la scuderia Maricosu di Oliena. Il salto in canape, quindi nuovo tentativo di partenza per i 6 finalisti. Partenza regolare, scappa nuovamente al comando la giubba celeste di Dollaro che prende il comando delle operazioni dalle prime battute nei confronti di Don Matteo, mentre in terza è il numero 5 Ciucchino, con all'esterno la progressione di Django che prova a riportarsi sul battistrada, che rimane al comando lungo la prima piegata. Dollaro col numero 7 attaccato da Django che ci prova al suo esterno, ma è in mano Dollaro che sembra in totale controllo nei confronti di Django, che mantiene la seconda posizione, mentre progredisce il numero 2 Sansone che va ad attaccare la seconda posizione di Django. Sansone che risale in terza, in quarta è Don Matteo con la giubba gialla, inizia la piegata conclusiva con il battistrada Dollaro con 2 di vantaggio nei confronti di Django. Dollaro e Django che si staccano nei confronti di Sansone. Dollaro che si presenta in retta al comando, il controllo su Django, diciamo il controllo assoluto perché fa una solo. Dollaro con Antonello Pisone viene a vincere il numero 7, al secondo posto Django, numero 6 con Francesco Vargiolo, al terzo posto il numero 2 Sansone e al quarto il numero 9 Don Matteo. Questi quindi i primi 4 che andranno a moneta a dividersi i 2000 euro di montepremi. Gabriele Bermuti, Gabriele, sta attento. Sta partendo con Gabriele Bermuti. Dove
Fissato il canape, già in zona partenza con Metaclo, la giubba gialla con le stelle viola per Giovanni Soggia, si avvicina Contessa Luna con Paolo Mereu, la giubba a scacchi bianchi e blu. In scia, dischi scia, Antonello Pisone con la giubba verde e azzurra. Segue poi Ataconzas, la giubba nera di Antonio Maldotti, numero 3 dello schieramento, e l'ultimo ad arrivare in zona partenza sarà Beautiful Star, numero 1 dello schieramento, con Federico Sanna, giubba a strisce verticali gialli e blu col cap rosso. Quattro quinti al canape con l'arrivo di Beautiful Star, si completa lo schieramento, quindi si procederà con l'allineamento e la partenza della finale degli anglo-arabi. Ah, c'è scritto Virgo. No, Nighetto no. Giusto. Completato lo schieramento al canape, quindi tutto pronto per l'allineamento e la partenza. Beautiful Star, Ataconzas, Dischi Sia, Contessa Luna e Cometa Clo a contendersi il montepremio per i primi 4 classificati. Ricordiamo ancora una volta che saranno 4 i passaggi da effettuare davanti al palo d'arrivo, 3 giri completi di pista più il pezzo che separa dalla partenza all'arrivo. Partiti, scatta al comando la giubba gialla di Cometa Clo con Giovanni Soggia nei confronti della grigia Beautiful Star che occupa la seconda posizione, Ataconzas che si posiziona in terza con Dischi Sia al inseguimento e Contessa Luna. In quest'ordine i cavalli affrontano la retta opposta dove Beautiful Star prova ad attaccare il battistrada Cometa Clo che mantiene comunque il vantaggio con un paio di lunghezze, si presenta in piegata per prepararsi al secondo passaggio. Cometa Clo che guida nei confronti di Beautiful Star, intanto recupera anche Dischi Sia, secondo passaggio effettuato al comando come in partenza da Cometa Clo, Beautiful Star, Dischi Sia, Ataconzas a chiudere Contessa Luna. Retta opposta con posizioni immutate dove Dischi Sia prova ad avvicinare Beautiful Star che respinge gli attacchi momentaneamente, si riaccorciano le distanze fra i primi due che si preparano ad effettuare l'ingresso in retta per il terzo passaggio che vede ancora Cometa Clo a condurre nei confronti di Beautiful Star. Inizia il giro conclusivo con Cometa Clo in controllo nei confronti di Beautiful Star, sceglie percorso esterno Dischi Sia per provare a riportarsi sui fuggitivi che mantengono comunque la posizione. Retta opposta con 2 di vantaggio da parte del battistrada Cometa Clo, ci prova la grigia Beautiful Star, attaccata anche all'esterno da Dischi Sia, con cavalli vicini tra loro si presenta la piegata conclusiva dove provano ancora ad attaccare il battistrada Cometa Clo in testa fin dai primi metri. Cometa Clo che cerca di rimanere al comando, Cometa Clo che viene a vincere su Beautiful Star, al terzo posto Dischi Sia e al quarto Ataconzas. Questo quindi l'ordine dei primi 4 che andranno a moneta a contendersi il montepremi. Ricordiamo montepremi che vede il vincitore portare a casa 2.450 euro.
La toccata. Parte Mauro Ligas. Twist lanciatissimo Simone. La toccata Simone, ottimo, lanciatissimo Luca Osai, la tocca ma cade giù, insomma, per cortesia è andato tutto bene, ecco è partita, vedi cosa succede, che poi parte, è partito lanciatissimo, il cavallo è Simeone. Aspetta che no, non puoi partire un attimo, c'è il passaggio di Luca. Applauso, te lo meriti tutto, per te è l'applauso del pubblico di Lanusei. Deve ripartire Michele Usai. Bene, allora vince la corsa alla stella Suaku Lanusei. Luca Mulas, la centrata. Applauso! Ve lo meritate tutto ragazzi. Suaku Lanusei al completo. E ovviamente Monte Ermita, Lanusei. Ecco che partono, vai! In acrobazia. Bravissimi, complimenti! Gli amici di ai Cavalieri di Arzana, Monteidolo. Ole, grazie dello spettacolo anche a voi Cavalieri di Arzana. Bene, ciao Gio Piras pubblicherà sul suo profilo le foto dell'evento. Buona serata, buon Ferragosto anche a te. Ne stanno partendo altri due, sono i Cavalieri. Lavoriamo ancora in sicurezza, quindi per cortesia non attraversiamo il percorso, la pista. Ecco che ecco un'altra pariglia.